È preceduto come di consuetudine dalla sigla. Buona giornata, benvenuti, bentrovati. L'appuntamento è con la rassegna stampa dai principali quotidiani del mattino. Per voi ogni giorno Gazzettino, Tribuna e poi le pagine provinciali per quanto riguarda la Marca trevigiana. Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave più nel dettaglio e naturalmente chiusura con lo sport nazionale, internazionale dalla Gazzetta dello Sport e invece lo sport provinciale sempre da Gazzettino e Tribuna. Andiamo ad iniziare, cominciamo, ecco la panoramica dei nostri quotidiani, cominciamo con il Gazzettino di stamane che porta subito in primo rilievo il riquadro che va a Conegliano per parlare di insulti razzisti, calci e ceffoni alla benzinaia di colore. Succede anche questo, incredibile. Poi si parla di calcetto, Davide e Riccardo, gli azzurri down, quasi campioni del mondo, ed infine per il calcio Ramsey, De Ligt e Cristiano Ronaldo, la Juve stellare scende in campo in queste ore. Lasciamo le note liete per quanto riguarda il calcio e andiamo su questa lettera, una lettera al Gazzettino della ragazza che ha lanciato l'allarme, guidava come un folle, sono viva per 6 minuti. Sono la ragazza che ha segnalato la Golf guidata dall'assassino l'altra sera intorno all'1 di notte a Jesolo, pochi minuti prima dell'incidente. Vorrei tanto dire chi sono, ma per la privacy, almeno fino al processo, se ci sarà, preferisco rimanere anonima. Comincia così la drammatica lettera che ci ha inviato la ragazza che per prima sabato notte ha dato l'allarme segnalando alle autorità una Golf che viaggiava a velocità folle, incurante di ogni regola. Non auguro a nessuno di vedere ragazzi della tua età estratti morti dalla macchina, sì, perché ho 22 anni, anch'io vivo a Treviso e stavo tornando a casa dopo una cena con il mio ragazzo. Per 6 minuti siamo vivi. La lettera si conclude con un appello, invito tutti a non rimanere indifferenti, a segnalare alle autorità se vediamo situazioni pericolose, a non bere e ad andare sempre piano. La vita è una e nessuno ha il diritto di portarla via ad altre persone. La lettera poi continua l'articolo del Gazzettino di oggi a pagina 7 per quanto riguarda questa tragedia. Le indagini proprio su questo argomento incastrano le prove, incastrano Alin, ma lui dice e continua a sostenere: andavo ad 80 all'ora. Conte-Salvini, un altro scontro dopo le tensioni sulla Russia, ecco qui che alziamo il nostro quotidiano, vedete, dopo le tensioni sulla Russia, nuova polemica per il vertice con le parti sociali, il Premier parla di un grave sgarbo. Conte e Salvini ai ferri corti su tutti i fronti, dalle modalità con cui il vice Premier sta discutendo la manovra alla vicenda dei fondi russi, a far scoppiare le polveri, la decisione del leader leghista di convocare le parti sociali al Viminale per un primo scambio di vedute sulla futura manovra. Economia con le ferrovie, scusate, che scelgono Atlantia per il rilancio di Alitalia. È stato confermato anche nella notte che il Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha individuato Atlantia, la società capofila del gruppo Benetton, nel settore infrastrutture quale partner da affiancare alla compagnia americana Delta Airlines e al Ministero dell'Economia e delle Finanze che vogliono salvare l'operazione, vogliono effettuare l'operazione di rilancio di Alitalia. Nessun pregiudizio, ha commentato Di Maio, lo Stato continuerà ad avere la maggioranza assoluta. Recentemente l'esponente Movimento 5 Stelle aveva definito Atlantia un'azienda decotta, ci si riferisce naturalmente poi al caso, ma stamane Salvini ha dichiarato: mai e poi mai lasceremo e dimenticheremo quei 43 morti del ponte Morandi di Genova. L'ultimo sogno di Raul Gardini, questa foto, una maxi vela da 61 metri, ora è un relitto a Marghera, il progetto per recuperare lo yacht incompiuto di Gardini. E poi c'è la fuga ad alta tensione di M49, che è un orso ribelle. È durata poche ore la prigionia dell'orso M49, catturato nella notte nei boschi della Val Rendena e poi trasferito al centro faunistico di Casteller a sud di Trento. Il plantigrado, considerato pericoloso dalla provincia, che all'inizio di luglio aveva emesso un'ordinanza di cattura prima dell'alba, è riuscito a scavalcare le recinzioni elettrificate a 7000 volt ed è fuggito.
sito. Ai forestali non è rimasto altro che mettersi sulle sue tracce, con l'ordine di abbatterlo nel caso si dovesse avvicinare alle case e fosse di pericolo per l'uomo. Il ministro Costa invita però a non ucciderlo. Andiamo a Padova dove Merloni, socio al 17% di Ariston Cavi, ne parla Aristide Merloni, uno dei discendenti di Vittorio, proprietario del gruppo Indesit ed ex presidente di Confindustria, è entrato con il 17% nel capitale della Ariston Cavi di Brendola, azienda leader nella produzione di cavi speciali. Infine Veneto Agricoltura, il direttore, per così dire, tra virgolette, vedete, scaduto, diventa commissario. Domenica scadrà il contratto di Alberto Negro come direttore di Veneto Agricoltura, ma lunedì il manager potrà continuare a guidare l'ente strumentale della Regione Veneto. A prevederlo è la delibera approvata venerdì dalla Giunta che designa il commissario straordinario dell'Agenzia regionale, una nomina della durata di 11 mesi, prorogabili per altrettanti con un compenso annuo di circa 140.000 euro lordi. La Tribuna di Treviso, ecco qui la testata con caso Lega Russia, Savoini resta in silenzio, l'indagato non risponde ai magistrati ma i rapporti di Salvini con gli alleati diventano sempre più tesi, è un problema politico e di doppi giochi, dicono e scrivono oggi a pagina 10 della Tribuna di stamane. Così l'abbiamo fatto arrestare, anche in questo caso l'apertura della tribuna è sulla strage dei ventenni a Jesolo, testimone trevigiana che ha visto e denunciato la Golf impazzita che ha causato l'incidente. Non dimenticherò mai il pianto di Giorgia. E poi FS sceglie Atlantia per Alitalia, Di Maio su autostrade però nulla cambia, sia chiaro una cosa però, niente, nessuno cancellerà Ponte Morandi, come vi dicevo poco fa, sulla revoca della concessione ad autostrade non indietreggiamo. Andiamo a Vedelago dove è stato firmato il rogito per la cessione di Villa Emo ai francesi. Insulti razzisti e botte alla giovane marocchina, successo a Vazzola, una serie di epiteti non proprio belli, e poi schiaffi e calci senza che nessuno intervenisse dal bar vicino. Tutto perché la giovane donna, che gestisce un distributore a Vazzola, aveva fatto notare ad un corpulento quarantenne di Codogné che era entrato a velocità eccessiva nell'area del distributore di carburante. La donna è dovuta ricorrere poi alle cure dell'ospedale. Andiamo a Villorba dove è stata picchiata a sangue dal compagno della collega per un rimprovero, e poi c'è una vendetta social, statele lontana, all'epatite, lasciato dalla fidanzata, non solo l'ha picchiata ma ha pubblicato online la cartella clinica della ex. Quando cercheremo di bloccare queste cose inutili e devastanti veramente sarà troppo tardi. Sport, per chiudere, due riquadri, Callegari e Piccoli entrano nella storia del sincronizzato e l'ala Jordan Parks da Capo Orlando alla De Longhi è il primo, primo acquisto per la nuova TVB di Serie A1. Jordan Parks passa da Capo d'Orlando alla TVB. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Recita un vecchio adagio che lo statunitense ha fatto proprio, visto la finale promozione persa con i siciliani proprio contro Treviso. L'ala americana era in cima ai desideri della De Longhi TVB e quindi viene e arriva a rinforzare naturalmente la formazione trevigiana che il prossimo anno parteciperà alla Serie A1. Vado subito sulla pagina provinciale della Tribuna, visto che l'abbiamo sotto mano e l'abbiamo appena sfogliata. La pagina trevigiana, vedete, parla di Nizzetto, adesso decide la prefettura, 3 esposti sull'operato dell'assessore, sotto accusa l'esibizione dei vessilli venetisti al posto di quelli istituzionali e la protezione civile con bandiera serenissima. Volo da Brindisi cancellato all'ultimo per il rientro? Beh, la risposta è stata: dovete arrangiarvi. I passeggeri si sono trovati e pagati una corriera per il ritorno, pronti però alla rivalsa legale. La compagnia è
tutto nel contratto, ha detto questo per quanto riguarda la risposta. Il comune di Treviso regala ai cittadini 300 alberi antismog, tigli, bagolari, olmi, frassini, ontani, carpini, lecci e salici verranno messi a disposizione dei residenti che intendono metterli proprio nelle loro proprietà. Pubblica online, eccola qui ancora, pubblica online la cartella clinica dell'ex all'epatite, dovete starle lontano. In procura a Treviso il caso di un giovane che ha rivelato le condizioni di salute della fidanzata dopo che lo ha lasciato. Beh, complimenti. Il risico degli Atenei sul Sile, Ca' Foscari va a San Leonardo, giurisprudenza si sposta all'ex Ance, il distretto di Bo e Uls 2 per i corsi di medicina. Garofalo di Fondazione Cassamarca dice che nasce un grande polo razionalizzato. Salto a pie pari sulle cronache che più da vicino ci interessano per quanto riguarda la nostra zona di competenza. Conegliano, quartier del Piave, bambino per strada di notte, ne parlavamo ieri, la procura apre un'inchiesta, il caso del piccolo di 2 anni di Falzè è stato segnalato anche ai servizi sociali, dopo la grande paura i genitori l'hanno riabbracciato, saranno fatti comunque degli accertamenti. Alla Marras, l'ex caserma di Conegliano, lavori al via dal 2020 se la sovrintendenza dà l'ok. Andiamo a San Pietro di Feletto dove oggi l'addio a Fabio Ceschin, D'Alto, il sindaco, l'ex sindaco, dice è stata una grave perdita. Conegliano, calci, sberle ed insulti razzisti alla benzinaia. Ero terrorizzata, nessuno mi ha aiutato. A Vazzola una 34enne marocchina è finita all'ospedale. Identificato l'aggressore. L'appello dice cerchiamo dei testimoni. Il titolare qui, guardate, il titolare dice sono indignato per l'indifferenza dei testimoni, è la rabbia di Luca Vazzoler, proprietario delle Ponte Energica, il barista dice nessuno ha chiesto aiuto e non ho visto nulla, pare un po' di omertà. L'ex Carnielli e Fassina appartengono al gruppo Ali, siamo a Vittorio Veneto, la società commerciale ha vinto la gara promossa dalla curatela fallimentare, sospiro di sollievo per la bonifica, ora possibile, il sindaco dice siamo soddisfatti. Qui abbiamo l'architetto paraplegico, 3 medici finiscono a processo, i fatti sono accaduti a Jesolo e a San Donà di Piave, per il pubblico ministero si sarebbero resi responsabili di errori diagnostici, tra loro la dirigente medico glorioso di Vittorio Veneto, questo per quanto riguardava la tribuna. Poi ritorneremo sulla tribuna per quanto concerne lo sport. Qui invece siamo sul Gazzettino Trevigiano che 3 riquadri come la prima pagina nazionale. Ian Ketley, un fuoriclasse per il Benetton, abbiate fiducia, faremo grandi cose, ha detto, si è presentato tranquillamente ieri al campo salutando tutti e sorridendo a tutti. Quasi fatta per Jordan Parks, primo colpo della De Longhi, allora la tribuna ha sparato a 0 su Parks, è fatta e quindi l'ok. Il Gazzettino va un attimino più cauto e torna indietro, sì, stavo controllando anche se non inquadrato ma non occorre la tribuna, in effetti la tribuna dice ok a Parks mentre il Gazzettino dice quasi fatta, staremo a vedere. Troppi pazienti, SOS medici, l'ULS chiama gli studenti. E poi l'apertura, università, in campo anche Zaia, la regione interessata all'ex distretto che diventerà la sede di medicina, corsi funzionali alla cittadella sanitaria e Garofalo, presidente di Cassamarca, conferma che il risico delle facoltà è in fase avanzata, delibere ok, tutti informati. La tragedia di Jesolo, ancora in questa terribile foto, denunciato il pirata, fate come me, guidava come un folle, è il racconto di questa coppia trevigiana di Preganziol che ha incrociato la Golf prima dello speronamento, costato la vita a 4 giovanissimi.
Emergenza, aule alla Riccatti, ne mancano almeno 6, questo per quanto riguarda la scuola trevigiana. Andiamo a Vittorio Veneto dove un paziente paralizzato, condannata la dottoressa, era il caso di cui vi parlavo in precedenza. Poi anche in questo caso siamo sull'articolo di prima, benzinaia di colore insultata e pestata, io ha detto lasciata sola, non si è fatto vivo nessuno. A Pieve di Soligo, tanto per rimanere nell'ambiente, tanto per rimanere più o meno in questi episodi, l'imam cacciato, non insegnerò mai più ai bimbi, e qualcheduno dice meno male. A Castelfranco Veneto pochi biglietti, lo show di Sgarbi viene annullato, non sono stati venduti abbastanza biglietti, così è stato annullato l'incontro che doveva fare l'altra sera a Castelfranco Veneto. L'arena estiva del teatro accademico era pronta ad ascoltare i suoi racconti su Raffaello, invece non c'è stato. Montebelluna, minacce di morte e persecuzioni, uno stalker che finisce in manette. E allora inoltriamoci nelle cronache che da vicino ci interessano, andiamo pure sulla pagina, qui da Montebelluna Nervesa, la Marca piange Miron, il primo gourmet, in effetti è stato il primo gourmet, il presidente della regione Zaia ricorda il ristoratore, a lui dobbiamo la fama della nostra enogastronomia. Capraro di Confcommercio aggiunge, pilastro del cocofungo, è stato un esempio umano e professionale per tutta la categoria. Conegliano, festa longa e multe, la polemica, terrorismo, nessun blitz, insomma su festa longa non c'è mai pace. Protesta sui social per le 8 sanzioni ai locali che usavano bicchieri di vetro, poi la Loberto, anche lei ormai va a ruota libera, anche gli organizzatori sono passati nei bar ad avvisare, insomma la vicenda, le critiche, la difesa, è un macello questo di festa longa, ogni anno siamo alle solite. L'assessore Brugioni, avevamo ricordato per tempo a tutti gli esercenti che l'ordinanza andasse rispettata, se succede qualcosa è responsabile chi organizza. Ancora spenta la fontana al Cavallino, Toppan dice tornerà a zampillare presto, sapete che era stata fermata perché aveva zampillato dell'acqua colorata, verde chiaro più o meno. Via Vecchia Trevigiana con i residenti al comune, ci passano le auto a 120 all'ora, non ne possiamo più, e poi a Gaiarine c'è stato il paese che ha ricreato l'ultima cena di Leonardo da Vinci. Pieve di Soligo e Sernaglia, si parla ancora di questo imam, le violenze nei disegni di bimbi, l'imam ha aggiunto non insegnerò mai più, e qualcuno, vi dicevo, ne ha gioito. Da solo in strada a 3 anni, segnalazione ai servizi sociali, sì, perché la cosa non è così poi semplice, non è così semplice dire vabbè è uscito di casa, ma è uscito di casa alle 2 di notte, insomma, no? Quindi qualche cosa che non va ci deve essere pure. Cliente insulta e picchia la benzinaia, la 35enne marocchina dipendente del distributore Energica è stata aggredita da un autista, mi ha dato uno schiaffo ed un calcio, botte ed insulti razzisti, il 49enne identificato già dai carabinieri mi diceva di tornarmene al mio paese, nessuno mi ha aiutato. A me fa sorridere quando poi continuiamo a dire che i nostri paesi non sono razzisti, no? E quindi continuo a sorridere, a ridere più che mai, perché effettivamente il razzismo ancora è abbastanza integrato. Purtroppo, Vittorio Veneto resta paralizzato, condannati 3 medici, 1 anno di reclusione alla dottoressa Lorenza Glorioso. E questo era tutto per quanto riguarda le prime pagine, le pagine locali. Siamo già sulla pagina sportiva, vedete, per il Gazzettino. Allora, Ketley per sognare, il fuoriclasse irlandese ex Munster, è una delle star del Benetton che si è radunato ieri. Il mio passato è fatto di risultati importanti a Treviso, sono qui per togliermi altre belle soddisfazioni. Noi oggi nel nostro spazio dedicato allo sport, che tra l'altro va in onda anche su Caffè TV24 ogni sera alle 19:40, poi in replica nella seconda parte di serata e in replica nella prima parte di mattinata, ne parleremo in intervista con Pavanello, il direttore sportivo. Poi c'è un super specialista per la dieta dei leoni, Zatta parla di essere impegnati a consolidare la nostra realtà. Giriamo pagina perché si parla di Parks, l'irriducibile, quasi fatta con TVB, come vi dicevo prima, di
diversità dai due quotidiani, Tribuna che dà sparata fatta l'accordo con Parks, più cauto il Gazzettino che dice è quasi fatta, è quasi a posto e quindi nulla da fare. Walk of Fame, Sara Anzanello diventa leggenda, è la prima pallavolista ad entrare tra i miti dello sport e la nostra Sara se lo merita veramente. Quella è la Gazzetta, però vado a riprendermi la Tribuna perché Callegari e Piccoli scrivono la storia per l'Italia, è il primo argento mondiale, questo per quanto riguarda il nuoto sincronizzato, la rassegna iridata in Sud Corea parla trevigiano, Paltrinieri invece nel nuoto da fondo è arrivato soltanto 10°. Ecco il Jordan di TVB, Parks sceglie Menetti per trasformarsi in un vero X Factor e allora per la Tribuna è fatto il primo obiettivo. Ora è caccia ad un play titolare, il colpo potrebbe essere James Smith da Sassari. Questo per quanto riguardava il basket. Benetton con una rosa monster, 63 persone, 63 giocatori, sarete tutti fondamentali. È scattato ieri il raduno ufficiale per coach Crowley, 42 titolari più 21 permit, ma mancano i 21 nazionali al lavoro con gli azzurri a Pergine Valsugana. Attenzione perché parte della nazionale è al lavoro alla Ghirada, quelli trevigiani naturalmente. E mi pare che questo sia tutto per quanto riguarda lo sport. La Gazzetta nazionale ed internazionale. Guardate che bella la foto con la nuova Juve, missione RR7 al servizio di Sua Maestà, l'hanno trasformato in uno 007 appunto CR. E il Milan, no scusatemi, Bologna, Mihajlovic gioca d'anticipo, la squadra per lui dice ci buttiamo nel fuoco. Il Milan è qui invece, Piatek si quaglia meglio dire così, Giampaolo lo renderà al Milan attaccante totale. E Conte si lotta, affamata, cattiva e col doppio play, è già la sua Inter. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento giornaliero dedicato alla rassegna stampa dai quotidiani. Noi ci risentiamo domani, sempre qui, www.venetoglobe.com, per parlare di quello che è successo e di quello che succederà nelle giornate.